Eccoci, dopo una settimana, siamo di nuovo qui. Vi dico la verità, quando ho detto a chef di questo mio desiderio, non mi ha proprio preso in considerazione. O procuratore sportivo. Ebbene sì, perché inizialmente la mia idea era quella di fare il team manager. Immaginate trasferte alla Bombonera, al Bernabeu, al Maradona. Ma sotto sotto l'idea di chef mi ha dato più sicurezza. Bello, vedere tanti bambini sugli altri Potrebbe campi. essere... No, Mi piace questo... sì. È un bel... A me mi ha fatto contento che hai trovato calcio a mezzo, perché io non mi indosso più. Io più di dirti in bocca al lupo per questa nuova attività, però la devi prendere come gioco, come filosofia. Cioè una cosa ad essere, non ad essere dici no, ma io sempre troppi cambi con due, con gli uno, questa è una cosa normale perché poi le cose belle arrivano man mano. E soprattutto le cose belle nascono così, all'improvviso. Grazie per l'in-bocca al lupo, chef. Mi fa tanto piacere. Soprattutto non dice niente a nessuno che sia una persona. Poi magari con gli altri gestirò io la cosa e vedo un po' come comunicarlo, perché è una cosa diversa dal solito, nessuno sospetta. Ci sta. Signori, è arrivato quel momento. Sto per incontrare una parte della squadra del Napoli Creators. Dovrò capire come dirgli di questo mio nuovo percorso, di questa mia nuova idea. Sono un po' in ansia, anche perché c'è una cosa diversa dal solito. Però poi se ci penso, dico, ma perché stai in ansia? Cioè, non potrei diventare procuratore sportivo? Vediamo che dicono. Vediamo soprattutto come dirglielo. Qua io sono a casa di ragazzi, come vedete ci stiamo preparando per registrare alcuni video, alcuni contenuti sui vari canali. Si sta avvicinando sempre di più quel momento per svelargli il mio nuovo percorso, il mio nuovo progetto. Vediamo. Signori, Sì, ma sai così mi fai paura. devo dirvi una cosa. 365 tentava. Sono un po' emozionato. Vi devo annunciare una cosa. Sono serio stavolta. Tuo figlio, Gio. No. Però matrimonio. Nessun figlio, signori. Non ci sono i soldi per mantenere me e Roberta, figurati un terzo genito. Vabbè, a calcio lo sapete, non sono fortissimo. Però anche se ultimamente mi sto un po' allenando, migliorando, oltre al calcio giocato, quindi con i tornei del Napoli Creators eccetera, penso... No. Diventi mister. No, però siete più o meno vicini. Una squadra. No, però siete vicini. Di me, cioè sono così scontato. Forse no, perché non siete ancora Siete arrivati. la pista di una squadra. Voglio intraprendere un nuovo percorso, non solo social, proprio... Investimenti. Terapeutico. No, Porta borracce. no. Nuovo Delle squadre c'entra. c'entra col calcio. Però un nuovo percorso, non solo social, ma proprio che può sfociare nel lavoro. Corsa, capito? No. Preparatore atletico. Avete nominato tutto, tranne quello che vorrei fare. Direttore. Signori, voglio diventare procuratore sportivo. Cioè. Ma che c'ho? Un break. No, sul serio. Che significa? No, guarda ma... Procuratore sportivo. Che significa? Ma veramente? In che senso procuratore? Ma lo sai che dovresti conoscere, a parte il calcio, un po' i calciatori, cioè, dico il tuo passato nei quiz. Allora, effettivamente là sono stato un po' una frana, lo ammetto, sono andato un po' sotto pressione. Esatto, sotto pressione in alto. Bratislava, Brescia, Napoli, 150 presenze, 100 gol. Questo è un basso. Ah, e guarda che culo, tra l'altro. Vabbè, Slovan Bratislava, Brescia, Napoli. Dal Brescia al Napoli, poi il Dalian Pro, chi sarà con Capac. Ma io, almeno per questa volta, non stavo scherzando. Tutti mi prendevano in giro, ma ero l'unico a non scherzare. Ammetto che per diventare procuratore sportivo No, Giovanni, devi essere preparato. è molto preparato. quindi? Ci vogliono dei brevetti, ci vogliono degli studi, mi devo affidare ad un procuratore. No, però devo studiare. Sì, studierò, mi affiderò a delle persone. Ma quindi è seria? No, sono serio. Seria? No, è una cosa che può sfociare veramente in un lavoro vero e proprio. Ma io ho detto tutto ai ragazzi, come avete visto, sono abbastanza contento perché mi sono tolto proprio un peso, cioè stavo pressato, ve lo giuro prima. Finalmente sanno tutto, almeno una parte del Napoli Creators. Tutto il resto non sa ancora niente. Dunque la situazione non è per niente semplice, perché devo conciliare questo mio nuovo lavoro al torneo del Napoli Creators. E indovinate un po' chi non ci è riuscito? Io sto così azzeccato in questo periodo che mi sto facendo delle ricerche su chat che voi neppure avete idea. Adesso vi faccio vedere. C'è scritto Q. Quanto guadagna sportivo? Adesso qualcuno di voi potrà pensare, wow, fai solo per i soldi. No, assolutamente, è l'ultima cosa che ho pensato. Però, pensandoci bene, in contemporanea, allora, sono a barca di soldi. Cioè, se tu hai il culo rotto, o comunque sei bravo, no, dobbiamo mettere anche quello in conto. Se sei bravo a scegliere tra tanti giovani un calciatore che poi sfonderà, hai fatto bingo. Tu quando hai sordo. Ora vediamo. Guadagno medio in Italia circa 40-50 mila euro l'anno come media generale. Stime più alte tipo piattaforme
piattaforme come Glassdoor, anche 150-170 mila euro medi per chi è già fermato, ovviamente. Guadagni per esperienza, inizio carriera 15-40 mila euro l'anno, livello intermedio 50-150, esperti, top agenti, ovviamente 300 mila, anche milioni nei casi migliori. Più i loro clienti guadagnano, ovviamente più guadagnano loro. Adesso farò la domanda più sciocca e stupida del mondo, capitemi vero? Sto proprio all'inizio. Come si diventa procuratori sportivi? Procursatori! Diventare procuratore sportivo in Italia oggi è un percorso abbastanza preciso, regolato dalla FIGC per il calcio e dalle normative statali. Requisiti di base: avere almeno 18 anni. E io credo che ci siamo, anche se me li porto meglio. E occhio ragazzi! Diploma di scuola superiore, la laurea non è obbligatoria ma aiuta. Ho 2 lauree: scienze della comunicazione e comunicazione pubblica, sociale e politica. Fedina penale pulita. Nessuna squalifica sportiva. No, ho soltanto una presenza in seconda categoria con gol, non pigliai manco giallo perché non mi tolsi la maglia, perché è normale, te ingaggiano bella. Superare l'esame da agente sportivo è il passaggio fondamentale. L'esame è diviso in 2 parti: esame generale CONI gelato, senza lattosio, grazie. Diritto sportivo, diritto privato, regolamenti. Esame specifico FIGC, regole del calcio, trasferimenti, contratti. Dopo averli superati vieni iscritto al registro nazionale degli agenti sportivi. Devi iscriverti al registro ufficiale gestito dal CONI. Solo chi è registrato può lavorare legalmente come procuratore. Costruire il tuo giro di agenti. Qua inizia la vera difficoltà. Attenzione, devi trovare calciatori spesso giovani. Chi il problema? Vi verrò a trovare calciatori. Costruire relazioni con club, allenatori e dirigenti. Importante anche guadagnarti la fiducia. Ed è proprio per informarmi sui guadagni e non solo che ho fatto ritardo alla partita dell'Icon Cup. Maronna, mi voglio una vedere cattagiumina stasera, ho fatto tardi, mamma mia, appuntamento alle 7 al campo. Sono le 8:20, non sono riuscito nemmeno a sentire nessuno perché giustamente stanno tutti quanti in panchina ad allenarsi in campo. Io non sto capendo niente, veramente, ci devo già fermare un attimo perché veramente 6.000 progetti, allenamenti, torneo, percorso procuratura, io non sto capendo niente, mi sento impazzire. Ho fatto tardi, ma già in campo, stanno già in campo a giocare, mannaggia, questa cosa, mannaggia. Ma qua sta una barriera umana, come cazzo posso? Ciao! Permesso. Ciao, ciao. Permesso. Sto in ritardo. Porca miseria, la sciappa trovare. No, sta chiuso. E mo che mi dà aprire? Chi mi deve aprire qua? Per piacere, volete aprire? Fatto tardi? Dietro la porta, oggi sto passando, assurdo. Ma il continuo l'avete già visto. Detto ciò, dove eravamo rimasti? Mi sto stiracchiando, Jacopo! Allora, visto che qua giorno dopo giorno mi vengono sempre di più idee in mente, cose nuove a cui pensare, soprattutto il percorso che deve partire, da dove deve partire? Da un procuratore serio, affermato, professionista nel suo settore. Quindi, cosa mi è venuto in mente? Quali sono i procuratori della Campania? Cacchio ne so! In Campania operano diversi procuratori sportivi e agenti FIFA, specialmente nell'area di Salerno e Napoli. Per trovare un elenco completo e aggiornato degli agenti iscritti è necessario consultare il registro ufficiale sul sito della FIGC. Vediamo un po'. Madonna, e quanti ne sono? 26 pagine! Io come faccio a sapere a chi mi devo rivolgere? E se non ci credete vi faccio vedere il registro federale provvisorio degli agenti sportivi aggiornato al 12/10/2018. Guardate qui, cioè c'è da impazzire praticamente. Allora, come prima cosa dobbiamo fare una piccola scrematura e soprattutto dobbiamo togliere Campania ma mettere Napoli, perché essendo di Napoli non è che pozzi tu sangue per tutta la Campania. A Napoli operano diversi procuratori sportivi e agenti FIFA di rilievo, sia legati alla gestione di calciatori del Napoli che alle agenzie locali con reti europee. Il cerchio si stringe, studiamoci un po' i vari personaggi. Il mio occhio è caduto su un personaggio in particolare. Carriera e inizi, è diventato agente FIFA nel 1995, risultando all'epoca il più giovane al mondo a ricoprire questo ruolo. Esperto di mercato, si è aperto al mondo digitale dedicandosi al progetto eSports, credendo nel calcio virtuale come settore in forte espansione. E quindi, stando a quanto si legge, questa figura potrebbe essere molto interessante non soltanto dal punto di vista della procura sportiva, e quella a cui a me interessa più di tanto, ma anche dal punto di vista social, perché se si è legato agli eSports e quindi ad un mondo digitale, virtuale del
calcio vuol dire che dà tanta attenzione ai social e allo sviluppo che questi stanno avendo nel mondo della comunicazione. Quindi parte un nuovo step. Troviamolo, andiamoci a parlare e presentiamo il nostro progetto. Voglio diventare procuratore sportivo. Ma pare che mi ha già sposato, sì, lo voglio. Faccio paura! Nel calcio c'è chi questo mestiere lo pratica da anni. Dunque avevo bisogno di un procuratore vero. Siamo arrivati, secondo piano, devo bussare. Giovanni, finalmente sei arrivato. E tu ci fai qua? Vuoi sapere chi è? Te lo dico nel prossimo episodio.